tutti voi, buonasera e bentrovati a questa nuova puntata di Elettroshock. Buonasera Daniele. Buonasera Alessandra, buonasera ai telespettatori. È un titolo particolare quello che abbiamo scelto per la puntata di stasera, vero sì. Daniele? Friuli, Venezuela, Giulia. Parleremo proprio di questo paese, del Venezuela, della crisi che sta affrontando, in particolare della crisi umanitaria. Dietro l'angolo c'è, speriamo ovviamente tutti che le cose non vadano così, ma c'è la possibilità di una guerra civile, c'è sicuramente una crisi internazionale. L'attenzione un po' di tutto il mondo è concentrata in questo periodo sul Venezuela e in particolare si guarda con grande apprensione, con preoccupazione a quello che sta accadendo dal Friuli Venezia Giulia, perché sappiamo che ci sono tanti corregionali che hanno deciso in passato di tentare la fortuna emigrando appunto in Venezuela. Ci sono ancora tanti corregionali che vivono in Venezuela, molti altri hanno deciso a fronte della crisi che si è determinata in questo paese di rientrare in Italia, e poi insomma avrete sentito parlare anche di queste fughe di massa, di questo insomma tentativo di abbandonare il paese per andare verso l'Argentina, per andare verso il Brasile. Con gli ospiti questa sera faremo un po' il punto della situazione, sentiremo soprattutto tante testimonianze per capire qual è la situazione, per capire che cosa si sta facendo anche dalla nostra regione per aiutare chi è in Venezuela. Avrete visto immagini, ne vedremo anche questa sera, resse nei supermercati per cercare di portare a casa qualcosa da mangiare, poi la carenza di medicinali che fanno sì che una semplicissima malattia, anche una banalissima influenza, possa avere insomma conseguenze gravissime. Faremo un po' il punto della situazione. Poi naturalmente c'è la questione dei due presidenti, un presidente secondo molte delle persone che sono qui questa sera, insomma tanti temi che affronteremo. E il Friuli, Daniele, bisogna dire, si è mobilitato perché già ieri sera proprio a Pordenone c'è stata una marcia a favore del Venezuela, dei tanti italiani e corregionali, come dicevi tu, che vivono lì, e quindi c'erano tanti sindaci, tante istituzioni, tanti anche cittadini che hanno voluto dare un sostegno. Insomma, stiamo vedendo le immagini, poi altri ne vedremo durante la serata di questa sera. Sì, perché un'analoga mobilitazione c'era stata a Udine, in piazza San Giacomo, proprio per insomma, sensibilizzare il Friuli su quanto sta accadendo in Venezuela. Allora cominciamo presentandovi gli ospiti con i quali parleremo questa sera. Comincio dalla mia destra e saluto Luigi Papais. Buonasera, grazie per essere con noi. Buonasera. È componente del Consiglio direttivo dell'Ente Friuli nel Mondo, è componente di nomina governativa del Consiglio Generale degli Italiani all'estero. Buonasera, grazie davvero per essere qui con noi. Ci parlerà insomma di quella che è la situazione in Venezuela, ci racconterà soprattutto dell'impegno umanitario, di come insomma ci si sta muovendo, ci si sta mobilitando anche attraverso insomma specifici fondi che sono stati stanziati per dare supporto ai nostri corregionali che si trovano in Venezuela. Saluto poi il professor Guglielmo Cevolin, che è professore aggregato di istituzioni di diritto pubblico alla Facoltà di Economia dell'Università di Udine. Buonasera. Buonasera. Grazie molte anche a lei per essere qui, ha tenuto diverse insomma, conferenze sul tema, ci aiuterà insomma, anche ad allargare lo sguardo rispetto al tema di questa sera. E poi alla nostra sinistra abbiamo Enzo e Claudia Gandin. Enzo Gandin è fondatore del Fogolar di Caracas. No. Mi corregge subito. Allora ci dica lei. Sono stato per 15 anni presidente del Fogolar e siccome sempre mi mettono fondatore è arrivato il momento di correggere. Benissimo. Storico presidente, però possiamo dirlo. Emerito presidente. Ma è vero che è stato anche coordinatore dei Fogolars del Venezuela? Sì, delegato regionale per l'emigrazione per i friulani del Venezuela. Quanti sono stati i Fogolars in Venezuela? 6. Attualmente qual è la situazione? Se la gente non può riunirsi,
Questo è un altro problema. Le riunioni pubbliche sono sempre nel mirino in questo momento in Venezuela. Non è proibito, però è pericoloso. È pericoloso. Ci faremo insomma raccontare bene la sua storia anche della decisione del rientro in Italia. Claudia è sua figlia friul-venezuelana, la possiamo definire così, e insomma anche a lei è artefice della mobilitazione che c'è qui in Friuli Venezia Giulia. Ecco, poi ci sono altre persone che abbiamo deciso insomma di portare in studio, abbiamo chiesto aiuto proprio a Claudia Gandin. Tutti con una storia, poi ci racconteranno a modo loro insomma che legame hanno col Venezuela, perché sono in Friuli, se vivono in Venezuela e parte in Friuli, insomma tante storie da scoprire. Assolutamente sì, perché è anche vero che ci sono stati dei venezuelani che pur non avendo nessun legame di sangue con il Friuli hanno comunque deciso di trasferirsi qui. Io partirei subito con Luigi Papais per farci raccontare un po' qual è la situazione. C'è la parte politica, entreremo anche in questo, però ci preme partire proprio dalla crisi umanitaria, perché questo insomma è l'aspetto fondamentale. Ecco, porto il saluto del Presidente Luci, che stasera non può essere presente, e il Consiglio direttivo mi ha incaricato un po' nell'ambito delle competenze che ha attribuito a ciascun componente del Consiglio di seguire la questione Venezuela, per un semplice motivo: essendo consigliere generale italiani all'estero ho qualche, diciamo così, entratura, se si può dire, fra virgolette, al Ministero degli Esteri, e anche qualche facilitazione per l'accesso alle ambasciate e ai consolati. E da lì siamo partiti in tempi non sospetti. Nel 2017 già avvertivamo la crisi, che peraltro è da diversi anni che attraversa il Venezuela, e abbiamo dedicato una giornata, ecco, la giornata dei collegionali a Villa Manin, dei collegionali all'estero, per discutere sul Venezuela. Ancora non era drammatica la situazione, però si preannunciava come tale. E da lì c'è stata una risposta della giunta regionale che ha messo a disposizione 100.000 euro per poter fare degli aiuti umanitari, e per fare questo intervento si è reso necessario un sopralluogo in Venezuela, perché noi avevamo i 6 focolari a cui faceva riferimento prima Enzo Gandin, che è sempre stato il motore di tutto questo discorso. Chi veniva in sede delle Nazioni del Mondo a stimolare ogni giorno e a chiederci un intervento era Enzo Gandin, e quindi il merito va a lui più che a noi, ecco. I 6 focolari non rispondevano, poi c'è un circolo di giuliani, di triestini, e c'è qualcuno anche del pordenonese. Bene, abbiamo dovuto provocare attraverso il Tam Tam una riunione a Caracas fatta non senza difficoltà, nonostante abbia potuto usufruire di quella che è l'assistenza diplomatica dell'ambasciata, e dove abbiamo ricostituito un gruppo di 20 persone che rappresentano quelli che erano i 6 focolari di un tempo, per cui con quel gruppo di lavoro lì stiamo cercando di fare questo intervento umanitario, che è partito, diciamo così, con alcuni interventi mirati ad alcune persone in particolare difficoltà e disagio, e che ha permesso anche la distribuzione, diciamo così, di alcuni medicinali che però sono stati reperiti all'interno e che vanno restituiti all'organizzazione umanitaria che li ha anticipati. In questi giorni, ecco, dopo una sospensione di fine anno perché il decreto diciamo così, della Regione scadeva il 31 dicembre, abbiamo avuto da parte dell'attuale Giunta il rinnovo del decreto, e quindi siamo in grado di poter tornare a spendere i soldi che abbiamo a disposizione, con non poche difficoltà, perché nel momento in cui la macchina già collaudata, una volta anche individuati i soggetti che potevano fare il lavoro, questa crisi non permette l'ingresso in paese neanche di uno spillo, e quindi siamo un attimino in stand-by e riceviamo segnalazioni continue sia di casi di emergenza e di esigenze,
sia di grosse disfunzioni da parte delle strutture diplomatiche. L'ambasciatore è stato sostituito per avvicendamento, ma nessun ambasciatore vuole andare in Venezuela e devono andare su base volontaria. Quindi la sede è libera al momento? Non no, l'ambasciatore permane tuttora in sede, però il suo sostituto non l'hanno ancora individuato e i consolati hanno 10 persone in meno a Caracas e un 6 in meno a Maracaibo. Quindi in queste condizioni, tenuto presente che soprattutto a Maracaibo alcune ore del giorno non c'è l'acqua e non c'è nemmeno la luce, e tenuto conto che c'è poco rispetto anche da parte dei militari nei confronti dei diplomatici, obiettivamente ai mali atavici del funzionamento della diplomazia si aggiungono delle obiettive difficoltà che in quel contesto sono al momento insuperabili. Ecco, qualche numero sulla presenza di nostri corregionali. Sappiamo insomma che di italiani, di persone con origine italiana e con origine friulana ce n'è moltissime. Ma stando al discorso, diciamo così, dei dati recenti, i più recenti dei rapporti italiani nel mondo, tenuta presente anche la difficoltà a fare censimenti in quella condizione, c'erano 200.000 italiani che sarebbero scesi a 140.000 nel 2008 e ci sarebbero stati circa 10-12.000 friulani scesi a 2.000. Questi sono i dati censiti, parliamo di corregionali e connazionali con passaporto italiano. Se poi prendiamo i discendenti e i loro, diciamo così, parenti e soprattutto un miscuglio anche di razze, no? Perché si sono, diciamo così, sposati fra regioni diverse e anche fra nazionalità diverse, il numero esatto che ha fornito il console Enrico Mora di Caracas è di 2.000 persone presenti in Venezuela. Molti friulani sono andati in Argentina perché hanno trovato sponda dai corregionali che vivono in Argentina, laddove le cose non è che vadano molto bene in Argentina, però da mangiare c'è da mangiare e c'è anche di che curarsi. E quando noi abbiamo fatto l'intervento per l'Argentina, il governo ci sollecitava a mandare medicinali e ci agevolava l'ingresso dei medicinali. Questo governo vieta l'ingresso di viveri e medicinali perché ideologicamente accecato vorrebbe far capire all'esterno che non c'è bisogno di niente perché la gente dovrebbe secondo loro star bene, ma bene non sta perché lo si vede girando la città, per quel poco che si può girare accompagnati, ecco, la gente vive in condizioni pietose. Ecco, è paradossale un paese che era tra i più ricchi al mondo, ricordiamo insomma la presenza di petrolio, che oggi appunto vede moltissime persone vivere nella miseria. Visto che si faceva riferimento agli aiuti umanitari, poi dopo andiamo in pubblicità, ci sono delle dichiarazioni di oggi di Guaidó. Signori delle forze armate, avete 3 giorni per mettervi dalla parte della Costituzione per rispondere a un ordine molto chiaro del Presidente della Repubblica ad interim e permettere l'ingresso degli aiuti umanitari. Queste appunto le parole di oggi di Guaidó. Dall'altra parte c'è il ministro della difesa venezuelano che ha ribadito l'obbedienza, subordinazione e totale lealtà delle forze armate al governo di Maduro. Insomma, la situazione è questa. Ne continueremo a parlare subito dopo la pubblicità, tra poco. Con Elettroshock per parlare del Venezuela e della drammatica situazione che questo paese sta vivendo. Claudia Gandin, lei in Venezuela ci è nata. Com'era il Venezuela di quando lei era ragazza e come vede il Venezuela di oggi? Quanto è cambiato e perché la situazione è così precipitata secondo lei? Buonasera, innanzitutto ringrazio Telefriuli per poterci dare l'opportunità qui a tutti di esprimere un po' il nostro parere sul Venezuela e su quanto sta succedendo. Il Venezuela per noi tutti è stato un paradiso, veramente, dove siamo nati, non solo per le bellezze naturali che c'erano, ma anche perché ci ha dato una vita spensierata, una vita dove potevamo scegliere cosa studiare, dove andare, dove viaggiare, cosa conoscere, dove muoverci. È un paese che ci dava tutte le opportunità del mondo, che le ha date ai nostri genitori che sono arrivati là,
dopo la guerra e che ci ha dato a noi figli l'opportunità di prepararci e superare tante prove che hanno vissuto i nostri genitori. Quindi era è stato un periodo spensierato di felicità, di vivere una vita piena in tutti i sensi. E tutto un tratto ci hanno buttato giù un telo nero dove non c'era opportunità di vedere un futuro, dove non c'era più opportunità di sognare né di sperare per i nostri figli. Quando ha cominciato a cambiare la situazione? In che anni? Che momenti? Diciamo che il Venezuela non è mai stato un paese facile dal punto di vista, perché c'è sempre stato il contrasto tra la povertà e la classe, c'era una classe media e c'era una classe alta. Però diciamo che non era una situazione drammatica, perché non si sentivano casi di denutrizione, di bambini che morivano di fame e quindi diciamo che sì, si viveva in una specie di armonia dove tutti, chi lavorava, chi si sforzava aveva opportunità di migliorare la sua vita e opportunità c'erano per tutti. Purtroppo la situazione è iniziata a cambiare dopo che un governo del Venezuela ha voluto nazionalizzare il petrolio, l'industria del petrolio, e da lì in avanti tutti i governi hanno iniziato a pensare alle loro tasche e non pensare al beneficio del popolo, a non fare programmi per l'educazione, per la sanità. Già iniziavano a vedersi i primi segni di inflazione economica e è iniziato a esserci uno scontento tra il popolo dopo il famoso venerdì nero, dove si è svalutata per prima volta la moneta e il Bolivar. E da lì in poi è iniziato come una corsa verso l'abisso in quale si è precipitato il Venezuela, nel momento che nel secondo mandato di Carlos Andrés Pérez il tenente colonnello Hugo Chávez Fría ha fatto il tentativo di colpo di Stato. Quindi da quel momento, quando lui dopo lo presero, prima di metterlo in galera, lo fecero parlare per televisione e lui disse: per ora abbiamo fallito, però sarà solo per adesso, ci ritireremo. In quel momento, sentirlo alle 3-4 del mattino, non ricordo bene quell'ora, io ero una ragazza giovane come eravamo molti di qua, e mi ha gelato il sangue, perché ho detto: qualcosa di brutto verrà qui in Venezuela. Scusami, sì. Vedere la situazione oggi si comprende abbastanza, insomma, mentre lei parla di questa situazione le fa molto male? Tantissimo, perché in pratica ci hanno rubato il futuro, ci hanno rubato i sogni, ci hanno rubato il presente, hanno rubato il futuro dei nostri figli e ci hanno racchiusi tutti in una grande galera. Il Venezuela è diventato, da un paese ricco di colori, di allegria, di festa, di gioia, di voglia di godersi la vita, è diventato un paese in bianco e nero. Ed è in quel momento lì che lei e molti come lei decidono di lasciare, penso, a malincuore anche il proprio paese, proprio per il futuro ai figli che diceva prima? Soprattutto in quel momento era quello che più prevaleva, era il pericolo nelle strade di tanti sequestri, di tanti omicidi, la inflazione anche iniziava a pesare tantissimo, per esempio nel caso delle persone anziane noi avevamo un sistema sanitario dove tutto era basato sulle assicurazioni private, quindi alle persone anziane arrivava un momento che non le assicuravano più, iniziava magari uno a vedere i figli adolescenti
migranti che andavano fuori, i pericoli per le strade, se non torna più, se lo ammazzano, se lo prendono, se lo sequestrano, e quindi vivere così, più la parte economica che iniziava a pesare, la parte politica, la parte sociale, erano troppe cariche da portarsi addosso. Lei cosa sente? Di essere scappata, di essere stata costretta ad andarsene? Qual era la sensazione in quel momento? Praticamente io non avevo ancora deciso di andare via ed è stato mio figlio di 8 anni in quel momento che mi ha detto: mamma, no, 10 anni aveva, mi ha detto: se tu non mi porti a vivere in Italia io me ne vado a vivere da mia zia, perché aveva paura. E vedere che tuo figlio, tuo bambino ha paura di andare per strada non è bello, e aver paura anche per i miei genitori, per il futuro, tante cose, e ho detto voglio mettermi al sicuro. Nel primo momento arrivare in Friuli era come una sensazione di liberazione di tanti problemi e di tante paure, è stato come passare non so, dall'inferno al paradiso in quel momento lì. Qui è il cuore naturalmente che parla, sentiamo anche la mente, che è quella del professor Cevolin, che ci magari tratteggia un pochino qual è il quadro geopolitico del Venezuela degli ultimi anni fino ai tempi nostri, insomma, ad oggi. L'interesse, diciamo, deriva dal fatto che è un caso abbastanza interessante di emergenza costituzionale, vedremo perché, però un aspetto che mi interessa molto è che, diciamo, notizie di questa situazione mi deriva anche dal fatto che in Friuli, come associazione invece della quale sono presidente Storia, facciamo un corso di geopolitica da 23 anni e siamo l'Imes Club Pordenone Udine Venezia, l'Imes Club più collegato alla rivista L'Imes di Lucio Caracciolo, più attivo in Italia. E da questo punto di vista, per esempio, per quanto riguarda un po' le notizie che ci arrivavano, erano anche del Fogolar di Caracas, che nel 2014 assume 3 vigilantes, per esempio, già 2014, nel 2016 viene chiuso, questa è la notizia, poi ci preciserà queste cose, quindi già una situazione della società civile che è un po' quella che è stata descritta dalla figlia del presidente Gardini. Ecco, il profilo dell'emergenza costituzionale, perché? Perché è molto interessante vedere come adesso la cosa più recente, un po' la sappiamo tutti, l'applicazione dell'articolo 233, cioè della possibilità del Presidente dell'Assemblea nazionale di contestare per certi versi le elezioni di Maduro, la presa in carica delle elezioni di Maduro, cioè il 10 di gennaio, perché le elezioni sono state a maggio dell'anno scorso, ma l'entrata in vigore della carica nuova, del nuovo corso della nuova presidenza di Maduro sarebbe stata il 10 di gennaio. Ecco, quindi l'applicazione di istituti di questa Costituzione, che è anche una Costituzione anche per certi versi affascinante, è stato citato prima Chavez, ma all'inizio Chavez ha avuto anche un fascino, poi su questo probabilmente sarebbe bello sentire proprio da chi ci ha vissuto, se il fascino era, come dire, coevo o poi c'è stato un tradimento, ecco, sotto questo versante. Certo, l'aspetto negativo subito da mettere in evidenza è l'espropriazione delle grandi imprese, non solo quelle del petrolio ma di tutte, e di lì l'escalation per la povertà. E le crisi istituzionali, solo qualche piccolo richiamo, qualche piccolo dato, pensiamo, non so, un primo problema già grosso nel 2015, l'Assemblea nazionale ha una maggioranza che è anti-chavismo, è anti-Maduro, è anti il partito diciamo al potere, e questo inizia a essere un problema, e infatti da questo momento in poi si iniziano a sperimentare varie come dire, concentrazioni e sostituzioni di potere. Per esempio a un certo punto il Tribunale Supremo di Giustizia
fa una sorta di autoassunzione di tutti i poteri sulla base di una sentenza del marzo del 2017, la sentenza 155-157, assume tutti i poteri e poi giustifica tutto il corso di Maduro che governa con decreti, perché non avendo la maggioranza nel Parlamento governa con decreti. E però si autoassume come i poteri il Tribunale Supremo di Giustizia. Maduro gli ordina, però vede, non è neanche d'accordo con questa cosa, anche se la sentenza successiva, diciamo, dell'autoassunzione dei poteri da parte del Tribunale Supremo di Giustizia poi giustifica tutti i poteri di Maduro, i decreti, però Maduro gli dà ordine di cambiare posizione e queste sentenze sono subito ritirate. Già questo fa capire come questo Tribunale Supremo di Giustizia dipendeva a comando da Maduro. Dopodiché Maduro, per tentare di mettere fuori gioco l'Assemblea nazionale, il Parlamento, sfrutta un altro articolo della Costituzione, altri articoli della Costituzione che richiamano la possibilità di eleggere un'assemblea costituente e nel momento in cui si elegge un'assemblea costituente, secondo la Costituzione bolivariana, l'assemblea nazionale viene messa un po' da parte, i principali poteri vengono assunti dall'assemblea costituente. All'Assemblea Costituente, all'elezione dell'Assemblea Costituente del 2017, già la Mesa Democratica, già una buona parte dei democratici che facevano parte del Parlamento, che avevano la maggioranza nel Parlamento, si sfila, iniziano delle situazioni di arresti, di violenze, di persecuzioni e quindi anche queste elezioni dell'Assemblea Costituente avvengono in un clima non democratico. Ma c'è anche da dire che la stessa struttura elettorale dell'Assemblea Costituente favoriva comunque le classi che erano e che sono un po' a sostegno di Maduro, soprattutto i militari, la pubblica amministrazione e un po' certi contadini in periferia, nelle zone più disagiate, più povere. E quindi capite come anche qui si usa la Costituzione bolivariana per cercare di mantenere il potere e adesso c'è quest'ultima fase nella quale invece finalmente potremmo dire diciamo, i democratici, un po' una certa parte dei partiti democratici sono riusciti ad avere in Guaidó una guida e quindi Guaidó ha utilizzato questo articolo 233, ma richiamandosi anche ad altri articoli che consentono direttamente a ogni cittadino del Venezuela di difendere la Costituzione bolivariana, oppure richiamo al popolo di avere la capacità e il diritto di rifiutare ogni regime, diciamo. Pensate che a questi articoli, che sono l'articolo per esempio 350 della Costituzione, si è richiamato anche un personaggio strano, su questo c'è stata l'attenzione dei media quando nel 2017 Oscar Pérez, questo esperto elicotterista, poliziotto, così forse membro da una certa parte, veniva descritto come un membro della CIA, dall'altra parte poi sentendo i venezuelani che ho incontrato io in agosto di quest'anno a Bogotà come fuoriusciti, mi hanno invece parlato di una persona che questo Oscar Pérez va considerato un eroe nazionale per certi versi. Perché? Perché cosa ha fatto? Con questo elicottero ha gettato, e adesso capite perché, dei petardi, diciamo, dei fuochi d'artificio attraverso l'elicottero sul Tribunale Supremo di Giustizia, e avete capito perché, perché era servito a Maduro. L'ha fatto scrivendo articolo 350 richiamando la Costituzione, e per me che sono uno studioso della Costituzione è affascinante questa cosa. Purtroppo però, e qui eccola che torniamo in un aspetto serio e non più da 007, Oscar Pérez poi ha continuato a fare delle manifestazioni per difendere la Costituzione, per difendere la democrazia, ed è stato ucciso come tanti altri. E qui è una dittatura quindi che spara
sia con la polizia sia con delle milizie paramilitari ad Altezza Duomo a giovani manifestanti che cercano di affermare la democrazia o manifestano le loro idee. Lì si spara ad Altezza Duomo e ci sono colpi in mezzo alla fronte o alla nuca, persone uccise, centinaia di persone uccise per strada, poi ci sono i sequestri temporanei, shock e questo immediati. È il clima nel quale si vive tutti i giorni in Venezuela. C'è tutta questa oggi. situazione poi che ha fatto scappare 3 milioni di persone, cosa mai accaduta nel Sud America, un esodo di questo tipo, quindi questa è un'emergenza vera umanitaria. Forse più. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi torniamo a parlare con i nostri ospiti per sentire altre testimonianze di venezuelani. Di nuovo in diretta con Elettroshock, come vi abbiamo detto insomma, all'inizio della trasmissione abbiamo portato qui in studio un po' di persone che ci racconteranno la loro storia, ci porteranno la loro testimonianza. Allora cominciamo da questa parte, chi ha il microfono se magari si presenta, ci racconta brevemente la sua storia. La mia storia. Bene, io mi chiamo Nives Missana, sono nata a Caracas, genitori friulani. Di dove? Udine e Spilimbergo. Sì, sono nata a Caracas e ho rappresentato il Venezuela come tennista in tutte parti del mondo. Ovviamente il Venezuela ce l'ho nel cuore e continuerò a averlo sempre nel cuore. E mi sento un po' in obbligo di aiutare le persone che non possono in questo momento uscire dal Venezuela e che stanno soffrendo molto. Quando se n'è andata lei dal Venezuela? Io ho mandato prima mia figlia 4 anni fa, io sono venuta 2 anni fa, quasi 3 anni fa, più o meno. Ho portato via i miei figli appunto per la paura che si stava vivendo in quel momento in Venezuela, si sta vivendo ancora adesso. E sì, è rimasta mia mamma in Venezuela. È in contatto con lei? Sì. Ovviamente non posso portarmela perché è malata. No, la situazione è gravissima, è triste, devo mandargli medicinali, mangiare da qua. E riescono ad arrivare a destinazione? Sì, per posta, anche per posta, direttamente a casa, ma non trovano, soprattutto le medicine. Anche perché sono molto costose rispetto a quelli che sono gli stipendi, sì, no? Adesso ogni giorno, non è che cambiano i prezzi ogni giorno, cambiano ogni ora praticamente, i prezzi del mangiare e le medicine non si trovano. Vengono decisi, imposti da chi? I prezzi del mangiare? L'inflazione va su di continuo, cioè ormai non ci si può stare dietro neanche i prezzi. Praticamente i prezzi te li stanno dando anche in dollari, perché è inutile usare il bolivare. È molto difficile vivere in questo momento in Venezuela. Ecco, abbiamo sentito 2 mamme parlare dei loro figli e indicare proprio in questo il motivo, la scelta che immaginiamo comunque sofferta, perché entrambe nate comunque in Venezuela, la decisione è comunque di andarsene. Ecco, voi di fatto un'opportunità ce l'avevate, queste origini friulane in qualche maniera erano per voi un'opportunità. Qualcuno ci ha raccontato, qualcuno dei friulani che sono rientrati, di avere non proprio una sorta di senso di colpa, di soffrire per le persone conosciute, per gli amici che questa opportunità invece non l'avevano. È così? Sì, infatti mio ex marito è rimasto in Venezuela. Come si fa una persona a 50-60 anni lasciare tutta una vita di lavoro e incominciare da un'altra parte? Impossibile. Cioè è anche un po' complicato per le persone che che hanno trascorso tutta una vita e si sono fatte anche un lavoro. Ecco, ma tra l'altro l'arrivo, il rientro in Italia in un momento in cui anche il nostro paese insomma, sta vivendo una crisi, i problemi per quanto riguarda il mondo del lavoro, per quanto riguarda l'occupazione ci sono anche qui. Lei come si è organizzata, per esempio, se non sono indiscreta? Per lavoro? Sì. No, chi vuole lavorare riesce a trovare lavoro.
e non è che là anche, va bene, avevo anche il mio studio di architettura, andavo avanti col lavoro, ma ho deciso ovviamente, preferivo, lei è architetto? Sì, preferivo la libertà e la sicurezza dei miei figli che rimanere in Venezuela. Quindi ha abbandonato la sua terra, ha abbandonato la sua professione, Parenti, ha dovuto lasciare amici. la sua mamma perché era malata. Sì. Insomma, una decisione soffertissima. Molto sofferta, sì. Sì, sì, molto... I figli in questo caso, come abbiamo detto prima, sono determinanti, perché sì. sono la molla che ti fa cambiare vita uscire completamente. con guardie del corpo, macchine blindate, perché è l'unica maniera che si può avere un pochino di sicurezza. No? Lei pensa che tornerà? Ci saranno le condizioni per poter tornare in Venezuela? Ci saranno le condizioni. Spero, se riescono a mandare via Maduro, sì. Allora passiamo magari il microfono alla persona che le siede vicino, chiedo anche a lei di raccontarci un po' la sua storia. Grazie, bueno, per parlare un po' di testimonianze, no? Lei come si chiama? Oscar Floreani, e anche sono nato al Venezuela e i miei genitori sono tutti e due friulani, madre di Tarcento e il padre di Buia. Scusate l'italiano che... Perfetto. Malissimo, no? Il Dante... Povero Dante che mi sente. Ma siamo in Friuli. Beh, testimonianze, per fare un esempio diretto che voglio compartire col pubblico. Nel 1998 il governo di Chavez ha iniziato un processo di creare una nuova Costituzione nel Venezuela. Ha fatto una riforma costituzionale e quella Costituzione del 1999 aveva per prima volta una delle sue parti un meccanismo di referendum revocatorio. Vuol dire che tu chiedi alla gente, alla metà del periodo, lo sto facendo bene o no? La gente va, dice sì o no, e il presidente deve andare via. Per prima volta, sotto il concetto della democrazia partecipativa protagonica, della profondizzazione dei meccanismi democratici. Benissimo. Nel 2003, non ricordo adesso, io, come venezuelano, ho utilizzato quel meccanismo che era nella Costituzione nazionale, la Costituzione bolivariana. E il regime ha fatto una lista con i nomi di tutti quelli che hanno firmato per attivare un meccanismo legale e costituzionale. Hanno fatto una lista. McCarthy? Stalin? Viene? Io ho perso il lavoro 2 volte. E non ho potuto più lavorare nell'amministrazione pubblica venezuelana dove avevo fatto una carriera. Lei era in quella lista? L'ha perso. Ho perso un lavoro in un organismo internazionale per le pressioni del governo perché non doveva essere gente che aveva firmato e dopo ho perso il lavoro in una impresa di gas, di GLP, un'impresa dell'energia che è stata nazionalizzata e dopo della nazionalizzazione ho dovuto andare fuori perché io ero in quella lista nera. Allora, qua non si tratta, cari amici italiani, anche voi friulani che mi sentite, qua l'espropriazione più grave che sta facendo questo governo è l'espropriazione della convivenza democratica, dei diritti umani. Non stiamo parlando di una intervenzione in Venezuela, non stiamo parlando di fare una protesta in Venezuela per un malgoverno, che con quello parliamo e facciamo un altro programma più grande della inefficienza che c'ha questo governo in Venezuela. Stiamo parlando di un governo che ha confiscato i diritti democratici, che non si può votare di maniera trasparente, che non si può applicare la Costituzione. Quello è il vero problema. Allora non è un problema, per esempio, tutti questi intellettuali adesso che parlano non solo nell'Italia, in altri posti dell'Europa, dell'imperialismo e dell'intervenzione nordamericana. Io non sono d'accordo con nessuna intervenzione, però voglio ricordare al pubblico e a tutti quelli che mi stanno vedendo e mi ascoltano, che nel 1998 ha cominciato l'internazionalizzazione del problema venezuelano con l'intervenzione dei cubani in tutti gli affari, anche delle forze armate, e dopo per interessi economici più concreti della Russia e della Cina. Allora, adesso siamo svegliati che c'è un'intervenzione internazionale in Venezuela. E cosa succede? Dove c'erano tutti questi intellettuali che adesso parlano dell'antinordamericano? Va bene, siamo d'accordo. Io non sono d'accordo con un intervento militare, mai, perché so e capisco che quello ha delle conseguenze gravissime.
La guerra è sempre facile cominciarla e dopo finirla, è molto difficile. Però in Venezuela sono cose che si deve conoscere, che si deve capire quello che sta succedendo, e credo che l'Italia deve avere una posizione più forte con la situazione del Venezuela, anche per ragioni politiche e per ragioni pratiche. Nella ricostruzione del Venezuela dobbiamo avere un'Italia che è presente e che partecipa con la sua tecnologia, col suo lavoro e con la sua intelligenza. Allora, quello è un po' la testimonianza mia, mi scusate con la forza che lo dico, perché perdere un lavoro, perché tu non sei d'accordo politicamente e perché tu hai attivato una legge che dentro della Costituzione non parla di questo. E questo non è successo ieri, già aveva successo nel 2002-2003. Quando se n'è andato lei dal Venezuela? Io ho 6 mesi qua in Venezuela, in Italia. In Italia? Sì. Da 6 mesi. Dalle parole dal trasporto anche con il quale ci ha raccontato queste storie, insomma, ci serve per capire quanto grave sia la situazione, quanto grave sia diventata anche negli anni questa situazione. Dicevamo prima, marcia per il Venezuela ieri sera a Pordenone, noi c'eravamo, abbiamo raccolto alcune interviste, sentiamole. Siamo stati governati dalle persone incapaci, questo è principalmente. E questi sono i problemi dei populisti, che promettono tante cose, che daranno tante cose, ma non insegnano a lavorare alle persone. E quindi si è creata una situazione di dipendenza che alla fine la popolazione accettava tutto, basta che ricevere qualcosa dal governo. Come controlla questo governo la popolazione? Con la fame, lo dimostra tutte le manifestazioni che ci sono, ma anche con la violenza. Non soltanto la violenza che c'è nelle manifestazioni, tanti ragazzi morti per spari, ma anche la violenza di non poter uscire fuori da casa, perché hai paura di che ti possono ammazzare per rubarti la cosa più banale, un cellulare, adesso anche la spesa. Quindi ultimamente sono 2 anni che non ci vado, ho preferito portare i miei genitori e chi dei miei fratelli sono riuscito a portare per almeno farli allontanare un po' di quella situazione. Dove vive lei adesso? Adesso abito a San Pietro Natisone. Mio padre è originario delle valli del Natisone. I suoi genitori che cosa dicono? Vedere mia madre piangere ogni tanto non è bello. Anche ci vergogniamo proprio come cittadini italiani, come cittadini del mondo, che questo paese non sia capace proprio di riconoscere dove sta la verità e dove sta andando la nostra popolazione. Sono in Italia da 15 anni, il mio nome è Maribel Gomez e vengo da Valencia, Venezuela. E quando ero lì cominciava una crisi abbastanza forte, mancanza di lavoro, cominciava a scarseggiare tante cose, ma comunque sono abbastanza informata perché tutta la mia famiglia là in Venezuela, anche un figlio di 23 anni là. E medicinale si trovano quasi nessuno, quello che si trovano a un prezzo molto costoso. E quando ti dico un stipendio che sono 19.000 bolivari, che sono più o meno 5 euro, e una medicina per la pressione ti costa 30.000 bolivares, più del doppio o il triplo, è abbastanza difficile. La settimana scorsa sono morti 12 bambini per diarrea e vomito, non c'era la soluzione per idratarle e sono cose che non si vedono in nessun telegiornale, nessun giornale scritto, solo noi che in comunicazione costante con la nostra famiglia possiamo stare informati. Beh, adesso è tanto male. Io ho adesso mio figlio con i miei nipoti là, che è il gemello di lei, e mio fratello, però ce l'hanno dura. Perché me ne sale difficile adesso, non si trova medicina, non si trovano alimenti, è dura, anche lei si era ammalata in Venezuela e si hanno dovuti venire subito perché non trovavamo le medicine per lei. Sperando un miracolo e che anche gli altri che sono là possano venire, perché sì, quando li chiami dici quello che mangiamo adesso sono solo lenticchie, non si trova nient'altro, o magari se prendi un uovo, un cartone di uovo al mattino costa 30 centesimi, a mezzogiorno già costa 1 euro.
Di nuovo in diretta con Elettroshock. Allora, prima di tornare dai nostri ospiti e di raccogliere, quindi proporvi altre testimonianze, vi facciamo sentire una telefonata che abbiamo registrato questo pomeriggio. Abbiamo raggiunto Vanessa Ledesma, è figlia di Antonio Ledesma, ex sindaco di Caracas, deputato dell'opposizione, che nel 2015 è stato arrestato con l'accusa di complotto contro Maduro. Poi è riuscito a scappare, insomma si sta da allora battendo per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione in cui versa il Venezuela. La stessa cosa sta facendo la figlia, che in Italia peraltro ha incontrato diversi rappresentanti della politica. Allora l'abbiamo raggiunta al telefono questo pomeriggio, sentiamo che cosa ci ha raccontato. In Venezuela l'unico presidente legittimo si chiama Juan Guaidó. Purtroppo dicono che si è autoproclamato. Io ho sempre detto che gli unici che si autoproclamano sono i dittatori, come l'ha fatto Nicolás Maduro il mese scorso. In Venezuela c'è solo un presidente legittimo e si chiama Juan Guaidó. Il Venezuela ha accolto tantissimi italiani quando hanno avuto bisogno di aiuto, di una mano. In questo momento siamo i venezuelani che abbiamo bisogno e che l'Italia ci aiuti, ci sostenga in questi momenti drammatici per noi. Tanti venezuelani sono dovuti tornare in questo meraviglioso paese per cercare una qualità di vita giusta. E per quello che chiediamo ancora alle autorità italiane, al governo, di sostenere, di mettersi dalla parte della democrazia, non della dittatura. Non è una ingerenza politica, non è una ingerenza straniera, non è una crisi di ideologie politiche. Questa è una guerra fra il bene e il male. In questo momento il Venezuela ha tanti bisogno dell'aiuto dell'Italia e anche di tutti i paesi democratici del mondo. In Italia ho incontrato diverse autorità di tutti i partiti politici, tranne il 5 Stelle purtroppo, e tutti riconoscono a Juan Guaidó come presidente, riconoscono che in Venezuela c'è una crisi umanitaria, una vera crisi umanitaria dove i venezuelani sopravvivono ogni giorno alla insicurezza, alla mancanza di beni di prima necessità come cibo, medicinali. Veramente i venezuelani abbiamo bisogno del mondo, così è per questo che più di 60 paesi ci hanno ascoltato e hanno riconosciuto il presidente Juan Guaidó come legittimo, perché così è l'unica via di uscita di questa dittatura. In Venezuela c'era un narcoregime che ha distrutto il paese per tanto tempo, più di 20 anni. Mio padre ha una lunga carriera politica, è stato sindaco metropolitano, che è la seconda autorità più votata dopo il presidente, è stato nel 2008 e riconfermato poi nel 2013. Nel momento che lo hanno arrestato stava lavorando, era nel suo ufficio a Caracas, e più di 100 poliziotti con le facce coperte, armati, l'hanno preso come se fosse un delinquente. Poi l'hanno inviato in un carcere militare. Così fanno tutti quelli venezuelani che alzano la sua voce in pro della libertà e in pro della democrazia del Venezuela. Purtroppo mio padre è stato uno di quei prigionieri politici, in questo momento ci sono tantissimi ancora, ma lui è riuscito a scappare il novembre del 2017, è riuscito a scappare a piedi tra i confini della Colombia perché c'era una possibile... volevano ucciderlo. Enzo Gandin, lei che tanti anni fa ha scommesso sul Venezuela, lì ha creato delle imprese, ha vissuto tanti anni, che effetto le fa sentire queste parole e vedere il Venezuela di oggi ridotto così? Beh, io ho vissuto 59 anni in Venezuela, una vita, e mi fa ricordare le parole di Don Zanier. Ho vissuto là e ho vissuto tornare. Quindi ho fatto il viaggio 2 volte. Venezuela, diciamo, parlare del Venezuela, il nome è quello che ha dato il Venezuela e noi italiani rispondiamo in questa maniera. È vergognoso perché dopo la guerra
Dove si rifugiava la gente? In Belgio, nelle miniere, Marcinelle, i morti, silicosi e tutti gli altri problemi. Gli altri posti erano Venezuela, Canada e Australia. Molti giuliani sono andati in Australia, alcuni in Venezuela o in Canada. Quindi nel Venezuela era un crogiolo di razze. Lì noi altri non esisteva più il campanilismo, eravamo italiani e bastava. Difatti il centro italiano di Caracas e in tutte le grandi città c'è un centro italiano, no? Si riuniva, non era un ghetto, era un posto dove le nostre famiglie potevano ricordare, trascorrere come a casa loro. Il Fogolar, 6 Fogolars, e tutto quello che Friuli nel mondo, le infinite riunioni o in Argentina, in Brasile, in Uruguay, Canada, c'erano incontri tutti gli anni, no? E noi altri dobbiamo oggi sentire che l'Italia è assente da una risposta così importante. Ci sarebbe aspettato io mi subito un vergogno, sostegno. davvero, mi vergogno, perché alla mia età ho dovuto lasciare, quando giovane ho dovuto lasciare la famiglia, gli amici, il paese, no? E la mia vecchiaia devo rientrare in Italia, perdere tutti gli amici, tutta la vita, tutti i sudori di una vita. E quanti sono così? Ho un fratello là a 96 anni. Lottano, mio nipote e mia nipote, lottano ogni giorno per trovare un po' di mangiare, alcune medicine. Non c'è acqua. Nella città dove convergono i 2 fiumi più grandi del Venezuela, l'Orinoco e il Caroní, e non c'è acqua. Quindi, non so, per diciamo umana pietà bisogna fare qualcosa per il Venezuela, e io magari, se il Signore mi dà vita fino a 100 anni, se non è, diciamo, il Venezuela libero, morirò proprio con la pena nel cuore. Bolivar disse ai suoi tempi: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella, hasta que nos obedezca. Parole sante. Traduciamole. Che se la natura si oppone, lotteremo contro di lei fino a dominarla. Quindi è il momento di lottare anche contro la natura, non solo contro la gente, anche contro la natura. È una forte testimonianza anche questa. Prima di andare in pubblicità, allora direi, Daniele, proviamo a sentire... Sentiamo, anche visto il cappellino, insomma, con i colori del Venezuela. Signor Gandin, mi hanno veramente emozionata. È piacevole sentire degli italiani che hanno emigrati in Venezuela e che ancora hanno questo amore per il Venezuela, e che questo è veramente bello, perché io per esempio oggi raccontava che sono tanti italiani. Io alla mia scuola in ogni classe era un cognome italiani, in ogni classe fino all'università, e anche in ogni famiglia sempre c'era un cognome lì italiano inserito. E come diceva il signor Gandin, è veramente che noi abbiamo ospitato tanti italiani, tanti anni, le abbiamo aperto il cuore, e vogliamo anche ritrovare questo appoggio
non solamente materiale, anche morale, avere questo supporto, avere questa mano che ti dà la spalla, che ti sopporta, E io per esempio, come diceva lei, che io mi sento anche in colpa perché io, tutta la mia famiglia, sto qua, sto bene. Quando è venuta in Italia? 1 anno fa, e io ho lasciato tutto, la mia famiglia, amici, lavoro, tutto, tutta Ma la lei mia ha vita. origini friulane? No. E perché No. la decisione di venire in Friuli? Mio marito è udinese, da qua di Friuli, e sono venuta alla forza perché io volevo rimanere alla fine in Venezuela, però ho dei figli, e poi quando tu vivi vicino le cose, l'insicurezza, è diverso. Quando hai figli è un'altra cosa, e lì purtroppo la mia vita l'ho fatto nello stato più ricco del Venezuela, stato Bolívar, dove c'è l'oro, il diamante, c'è tutto, il minerale, e lì è diventato lo stato più pericoloso di Venezuela. E non si poteva uscire, sempre chiuso a casa, e mio marito diceva no, basta. E lui ha vissuto 10 anni in Italia, in Venezuela, è andato là per lavoro, e allora diceva no, non si può, però per i figli uno lascia, però io sto, metà del mio cuore in Venezuela, il cuore con i miei figli qua, però penso che il giorno che vado subito, rientro in Venezuela, perché lì veramente che uno sta qua, sta bene, ha tutto, però... Le origini sono le le origini, sì. Il nome, che non ce l'aveva detto? Franci Chaparro. Ecco, sentire gli amici e la sua famiglia che invece sono rimasti in Venezuela. Sì, è duro. Io per esempio proprio oggi ho sentito mia mamma dire che lei ha paura. Oggi lei mai mi dice ho paura, perché sa che uno qua si sente che soffre. Allora oggi l'ha sentito che lei proprio mi ha detto che aveva paura, perché ha visto che sono tanti interventi militari, hai tanto movimento nella mia città. E poi non c'è niente informazione vera, non c'è il notiziario, non c'è niente, non sanno che cosa sta capitando veramente nel paese, e loro sono all'aspettativa. Io per esempio gli do la notizia a lei, guarda che questo e questo, perché lì purtroppo è vietato il notiziero fare la verità, dire la verità di quello che sta capitando veramente in frontiera, anche fuori. Loro hanno come che vivono in un altro paese, perché la notizia ti fa vedere un'altra realtà. Io per esempio le dico qualche volta, guarda che a Caracas è capitato questo, e lei mi dice no, non è vero, perché nel notiziero ho messo questa informazione, che no, che c'era tutto a posto, le fanno vedere anche immagini false, tipo no, la città è a posta, la città è niente, sta capitando, è pulita, e invece è il disastro, la gente morendo per strada, e non ti fanno vedere la realtà. Ecco, noi ci fermiamo per la pubblicità, poi sentiremo ancora altre testimonianze. Vi ringrazio davvero per quello che ci state raccontando questa sera, perché insomma ci consentite di raccontare a chi ci sta seguendo questa situazione, un po' anche per rispondere al perché del titolo, no? Della puntata di questa sera, Friuli, Venezuela, Giulia, proprio perché Oggi c'è più che mai dobbiamo stare loro vicini. questo legame forte. Poi insomma cercheremo di capire anche se c'è la possibilità concretamente di fare qualcosa. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. En el corazón, llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial, soy como el viento en la miel. Siento el Caribe como una mujer, soy así.
mi amor de llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela, con la piel tostada como una flor de Venezuela. Grazie, grazie. Allora magari le diamo il microfono così ci facciamo, intanto ci presentiamo. Sì, io sono Laura Colmenares, sono venezuelana e sono 18 anni che sono qua in Italia. E come mai è arrivata qui in Italia? Tramite amici ho conosciuto questa bella terra e dopo così ho conosciuto chi è mio marito, Oggi. che è friulano. Friulano di dove? Faedis. Di Faedis. Il significato di questa canzone che abbiamo appena sentito? Allora, questa canzone si chiama Venezuela, è il nostro inno in questo momento per quelli che siamo fuori del nostro paese, parla delle nostre belle cose come tradizioni, natura, le donne e parla un po' del tutto, della terra bella che noi avevamo, però che sicuramente in un domani riavremo. E speriamo che sia un questo, buon auspicio. insomma, allora, ecco, un bel questa messaggio canzone. di speranza. Ritorniamo alle assolutamente. voci che abbiamo sentito ieri sera nella marcia di Pordenone. Sentiamo adesso Marco Polesel, che è un esponente della destra che sta cercando di organizzare questa parte politica nel suo paese, in Venezuela. Sentiamo cosa ci ha raccontato. Stiamo organizzando un'alternativa al paese se riusciamo a uscire di questa tragedia che viviamo, no? Come la state organizzando? Ok, in 4 gruppi noi stiamo organizzando movimenti politici intorno a 4 famiglie: liberali, libertari, nazionalisti e conservatori. E quando abbiamo configurato questa opzione alternativa di politica ci confronteremo con l'opposizione di sinistra, che è quella di Guaidó. È l'opposizione che ha lavorato fino adesso come unica opposizione in Venezuela, però non tutti i venezuelani sono d'accordo con quella opposizione. Allora, in poche parole, riesci a spiegarci qual è la situazione politica attuale in modo che anche a casa riescano a capirlo? La situazione politica attuale è che Venezuela già non esiste. Venezuela è un paese che ha perso tutta l'autonomia, sovranità, indipendenza, non esiste lo Stato di diritto e tecnicamente è un paese sequestrato da Cuba e la sua tirannia. Allora lì dall'interno è impossibile avere un'uscita. L'unica uscita che noi vediamo come destra in Venezuela è l'intervenzione militare internazionale, che sarebbe l'unica opzione che abbiamo e noi stiamo lavorando in quel senso lì. Non la spaventa questo che ci debba essere un intervento armato? Lei dice l'unica possibilità? No, ci spaventa di più le migliaia di morti che già ci sono dal 2000 e qua, che superano il 1.000.000 di morti, e il sangue che è corso dei miei amici giovani che hanno morto, o amici in carcere, perché io vivo là, ho amici in carcere torturati e hanno buttato la chiave. Li rimandano a giudizio e non si sa quando sarà quel giudizio. A me mi hanno aperto un fascicolo come separatista in Venezuela, quello vuol dire traizione alla patria, 30 anni di carcere. Allora ho quella spada sopra la mia testa che quando loro vogliono la tirano fuori e ti fanno del male, no? Però ancora non mi hanno fatto del male, perché io attacco molto pure l'opposizione, che non è tanto opposizione come si conosce, no? Quello è il problema, il collaborazionismo c'è esistito in Venezuela, perché una dittatura così non può durare tanti anni se non c'è la sua complicità e l'aiuto di un collaborazionismo di un'opposizione che è un'opposizione finta. Come vede la posizione degli Stati Uniti? No, noi ci auguriamo che, se tu mi domandi cosa voglio io, è che una forza militare multinazionale coordinata dagli Stati Uniti, però dai paesi vicini. Quella sarebbe la cosa più, come si è fatto in Iraq. Allora entri in Venezuela e ricostruisci tutto, perché tutto è decomposto, è immorale, lì non proprio le istituzioni sono sequestrate, allora lì devi cominciare da zero. Allora è lì che poco a poco la gente comincerà a credere un'altra volta in qualche leader politico e in qualche istituzione. Questa dunque è l'opinione di Marco Polesel. Passiamo di nuovo dalla politica a quelli che sono gli aiuti, perché da qui siamo partiti e state, diceva, facendo qualcosa. Lei è triestino? Sì, io mi chiamo Moreno Valentic, ho fatto l'assessore per diversi anni a Muggia, provincia di Trieste. La mia compagna è venezuelana, italo-venezuelana,
Rivers. Ecco. Abbiamo conosciuto prima? Io da prima ho conosciuto quelle che sono le dinamiche economiche e politiche del Venezuela e mi sento di dire alcune cose. Primo, noi siamo di fronte a prendere una decisione, ma come italiani, a livello politico italiano. Cioè noi siamo di fronte a una dittatura e una possibile democrazia. Queste sono le due fasi che noi dobbiamo avere ben presenti. O dittatura, con tutto quello che ne consegue, perché è inutile che ci ritorni dietro, tutti gli spettatori sanno cosa sta succedendo in Venezuela, anche se i media italiani, perché vorrei fare un piccolo inciso, Guaidó non è autoproclamato. La Costituzione venezuelana gli dà la possibilità di diventare presidente ad interim, perciò non è autoproclamato. Siamo di fronte a una dittatura che nel 2014 tutte le commissioni internazionali hanno detto che le votazioni erano imbrogliate, avevano messo brogli nelle votazioni. Siamo di fronte perciò a una dittatura che ha portato questo paese sull'orlo della bancarotta, E questo ce lo hanno raccontato un po' in tutti i modi i nostri ospiti questa sera. Perciò, come dire, partiamo da lì. Cosa si può fare? Allora, ringrazio l'amico Papais di Friuli nel Mondo, ma credo che bisogna mettere in campo un qualcosa di molto semplice. In Venezuela non si entra a livello istituzionale con gli aiuti umanitari. Maduro addirittura gli aiuti che arrivano dagli Stati Uniti ha messo la voce in giro che erano contaminati addirittura. Perciò noi proponeremo, come siamo un gruppo di italiani e venezuelani, italo-venezuelani, che domanderemo un incontro in regione con i capigruppo della regione, per aprire un tavolo istituzionale con gli imprenditori friulani affinché possano mettere un aiuto per il Venezuela e fare un accordo con, non voglio fare pubblicità, ma con corrieri internazionali che sono presenti qui in Italia, avendo anche la possibilità con il consolato di avere la lista dei friulani che sono presenti a Caracas e negli altri paesi del Venezuela e spedire da qua gli aiuti sia alimentari che medicinali che partino da qua e che vadano direttamente a casa. Nei prossimi giorni noi avremo questo incontro in regione, proporremo un progetto di questo genere che sia istituzionale, cioè che non abbia colorazione politica né di destra né di sinistra, ma per darci un obiettivo e fare qualcosa di concreto. Bene, grazie allora per questa testimonianza. Ci fermiamo, l'ultimissima pubblicità, poi andiamo a chiudere con i nostri ospiti e parleremo ancora di questo, che cosa possiamo fare per dare una mano. A tra poco. Allora abbiamo ancora pochissimi minuti a disposizione e andiamo a chiudere. Torno dal professor Cevolin perché ci sono due appuntamenti nei prossimi giorni. Insomma, noi questa sera abbiamo cercato di tracciare un po' il quadro della situazione sentendo anche appunto le testimonianze di chi arriva dal Venezuela, di chi è in contatto appunto con persone che sono ancora in Venezuela. Ma insomma, chi volesse approfondire ha delle opportunità. Ci sono due iniziative, Istoria sempre in maniera istituzionale con le amministrazioni comunali, siamo il venerdì 22 di febbraio alle ore 20:30 a Spilimbergo e lì tratteremo un po' proprio le origini della crisi e quindi il fatto che queste grandi espropriazioni hanno veramente fatto il disastro poi dell'economia e hanno interrotto quel rapporto fraterno tra venezuelani, italiani e friulani reciproco. E poi un'altra iniziativa è prevista al Salone del Popolo martedì 26 febbraio alle ore 17:30 in collaborazione con l'amministrazione comunale e qui abbiamo invitato anche a Udine, abbiamo invitato qui anche il rappresentante dell'Ente Friuli nel Mondo e tutti voi che siete venuti qui per esprimere proprio questo legame tra i friulani e il Venezuela e in quella sede alle ore 17:30 avremo la possibilità di approfondire ancora un po' questo tema e questo è il nostro contributo per parlare in maniera diciamo diversa da quello che si sente un po' sui giornali, come è stato fatto questa sera, cioè approfondendo, svelando
che Guaidó è l'alternativa democratica e quindi non appoggiarla è un grave errore, perché non appoggiare quell'alternativa democratica vuol dire aiutare Maduro. Abbiamo visto anche la posizione del Santo Padre, che non ci crede più a Maduro, che l'ha invocato, e la risposta è stata molto lineare e precisa, nonostante sapete che la Santa Sede è sempre diciamo molto attenta, molto ecco, in questo caso è stata abbastanza decisa a rifiutare ogni aiuto a Maduro. E ecco qui allora i militari, c'è il problema dei militari, bisogna riuscire a conquistarli un po' i militari perché non facciano la guerra civile, e quindi c'è questo tema anche dell'amnistia. Ci sono tanti problemi anche giuridici, come il fatto che le Nazioni Unite, l'ONU non è in grado di fare una risoluzione, il Consiglio di sicurezza, e quindi un intervento umanitario può passare attraverso questi mezzi che abbiamo visto, però è difficile che sia un intervento che diciamo, come dire, si consente dalla Colombia e dal Brasile di entrare con gli aiuti umanitari. Ci sarà il tentativo sabato lanciato da Guaidó, che ha detto proviamo a fare di tutto, a rompere il cordone, diciamo così, però chissà che non sia quello che innesca delle repressioni, quindi sarà dura. Quindi bisogna conquistare anche un altro aspetto, i militari, perché se adesso ci sarà questo tentativo, i militari sparano ad altezza d'uomo, sarà una strage. Allora io direi di andare da Papais a questo punto per così tirare un po' le somme di quello che è emerso questa sera, e per rispondere alla domanda: se volessimo fare qualcosa, come possiamo renderci utili? Sì, io partirei da alcuni paradossi. Ad esempio lo Stato italiano ha messo a disposizione 3 milioni di euro per gli aiuti ai connazionali in Venezuela, però un call center che dovrebbe prendere nota delle richieste di medicine è incontatabile, tutti chiamano a questo numero e nessuno risponde, non si capisce il perché. Ci sarà anche l'interferenza dei militari, oltre alle disfunzioni della struttura diplomatica. Il secondo argomento è quello del rientro dei corregionali. Quando un corregionale rientra, prima abbiamo sentito Oscar Floreani, che io avevo incontrato anche a Caracas, e quando rientra da Venezuela, cosa si mette a fare una persona quando ha superato 50 anni? Non può neanche attingere al reddito di cittadinanza, perché c'è una norma che dice, prescrive 10 anni di permanenza in Italia, eppure lui ha il passaporto italiano e quelli come lui non possono ottenere neanche quel minimo beneficio. Altra cosa, l'Italia deve prendere una posizione, è l'unico paese europeo che non ha preso una posizione netta a favore dell'evoluzione, diciamo così, che noi associazioni, ecco, l'Interferenza del Mondo lavora per insieme a tutte le altre associazioni. Ieri era il Presidente Lucci a Pordenone, ma c'era anche Bernardon, ma sono anche i giuliani, ci sono anche gli sloveni, ci sono le altre associazioni, noi lavoriamo assieme. Ma secondo lei perché il governo italiano non prende posizione su questo? Che idea si è fatta? Ma non prende posizione perché non vuole inasprire le spaccature che ci sono all'interno, perché una parte, diciamo così, politica è favorevole, l'altra è contraria. Allora, per non buttare altra benzina nel fuoco nelle polemiche che ci sono già a livello nazionale, c'è questa prudenza e una posizione c'è, praticamente una parte lei dice è favorevole a Maduro e quindi è favorevole alla dittatura. La posizione pilatesca, usiamo questo termine, è quella di dire Maduro non può andare avanti così, e lo dico io che sono stato in Venezuela, il popolo non può più continuare così, un popolo governato dai militari non è senz'altro un popolo democratico. Quale sarà la soluzione? Noi associazioni non prendiamo posizione a favore di una o dell'altra, prendiamo posizione a favore di una svolta democratica e di un diciamo, intervento a livello internazionale affinché questo passaggio sia il più indolore impossibile. Ecco, il 27, la prossima settimana, il Consiglio regionale voterà una mozione per indirizzare al governo nazionale la richiesta di una posizione netta. Vedremo cosa deciderà il Consiglio regionale, immagino che deciderà a favore. Chi vuole intervenire può intervenire attraverso le associazioni. C'è una casella postale, una email che riguarda quel gruppo di lavoro che abbiamo costituito di 20 persone a Caracas. Questa casella è soggetta a violazioni continue e quotidiane
di gente che vuole entrare in questa casella e noi cambiamo la password ogni 2 o 3 giorni. Chi sono coloro che vogliono entrare? Vogliono entrare i militari per capire cosa si sta facendo, per capire se c'è qualche risorsa da saccheggiare, perché le risorse vengono saccheggiate sì dal mercato nero ma dagli stessi militari. Però è utile ricordarla per chi vuole dare una mano questa mail. La nostra casella postale è fvgvenezuela@gmail.com. Questa casella raccoglie le segnalazioni che poi noi provvediamo a contattare personalmente, persona per persona, per vedere cosa possiamo fare. C'è una cosa sola positiva in tutta questa vicenda, che quasi tutti i nostri connazionali arrivano con WhatsApp o con altri sistemi di social a dialogare e abbiamo molte richieste in questo senso. Soddisfarle non è facile e sarei contento che la piega proposta dall'amico Valenci, sul quale abbiamo parlato più volte, avesse uno sviluppo positivo. Me lo auguro, ma vedo che anche gli interventi del governo sono, diciamo così, bloccati proprio perché i militari non impediscono. Chavez comandava i militari comandano Maduro. Questa è una grossa differenza, diciamo così, che si sta registrando in quel paese. Allora, grazie anche a Papais, ricordiamo l'indirizzo mail fvg.venezuela@gmail.com. Io ringrazio davvero moltissimo tutti i nostri ospiti, ringrazio chi ha voluto portare la propria testimonianza personale, grazie davvero, un in bocca al lupo a tutti, grazie anche ai Gandin per essere stati qui. E per le parole che hanno detto. Certo, per le parole che hanno detto e per averci aiutato insomma a raccogliere tante testimonianze. Buon lavoro e davvero un grande in bocca al lupo. Grazie ai tecnici in studio e in regia, a voi che ci avete seguito da casa. Alla prossima settimana, arrivederci, buonanotte.